È online il nuovo sito web multilingue del Consiglio regionale, che è ora consultabile, oltre che in lingua italiana, anche in sloveno, tedesco e friulano. Il sito multilingue rientra in un percorso intrapreso all'inizio della legislatura, quando l'indirizzo politico è stato rivolto a rafforzare le lingue minoritarie, non solo per un fattore culturale e identitario, ma perché esse rappresentano un tassello importante nella difesa della nostra autonomia, ha spiegato l'assessore alle politiche, alle autonomie locali Pierpaolo Roberti in occasione della presentazione del progetto. Un'iniziativa non solo simbolica, ma che entra nel merito, considerando che il sito web è la prima interfaccia del cittadino all'istituzione, ha continuato l'assessore. Il presidente del Consiglio regionale Piermauro Zanina ha sottolineato come si sia trattato di un lavoro che ha visto convergere più soggetti e grazie al quale oggi siamo la terza regione dopo la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige ad avere un sito nelle lingue minoritarie che sono il fondamento della nostra specialità.